22 ottobre 2018, un anno dal referendum per l'autonomia, il ministro Erika Stefani è arrivata a Venezia per incontrare il presidente Zaia che dice: mi aspetto celerità, sono fiducioso. Gianna Salviato, l'anziana malata di Alzheimer scomparsa giorni fa, è stata ritrovata viva da un cacciatore, esausta ma in buone condizioni, ora si trova in ospedale. La Procura di Venezia ha aperto un'indagine per omicidio colposo in seguito alla morte del bimbo di 4 anni il cui corpo senza vita è stato ritrovato in un canale di Rione Pertini. Un post della vice sindaca di Venezia Colle sulla sorella di Stefano Cucchi ha scatenato polemiche, il primo cittadino Brugnaro interviene a difesa della collega. Un 27enne rumeno è entrato in un negozio di via Cappuccina rubando fondo cassa e documenti, inseguito ed arrestato dai carabinieri. I risparmi degli italiani non sono di tutti, a dirlo il presidente di Confindustria di Venezia Marinese dopo le ultime dichiarazioni del governo riguardo la sostenibilità del debito italiano. Basket, continua la scalata dell'Umana Reyer che domenica ha vinto anche contro Pesaro, ora si pensa alla sfida in Europa. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, lo avete dunque sentito dai titoli di questa sera, 22 ottobre 2018, un anno dal referendum per l'autonomia, il ministro Erika Stefani è arrivata a Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Il gonfalone del Veneto ha sventolato sulla facciata di Palazzo Balbi per accogliere il ministro agli affari regionali Erika Stefani in città per incontrare il presidente Zaia a un anno dal referendum per l'autonomia che lo scorso 22 ottobre ha portato alle urne 2.400.000 veneti. Questo anno l'abbiamo utilizzato, fra l'altro con un governo abbastanza sul vacante, l'abbiamo organizzato per redigere il progetto. Oggi il contratto è pronto dal 2 ottobre e quindi l'attesa per noi inizia dal 2 ottobre, ce l'ha sul tavolo il Presidente del Consiglio, è un bel contratto perché parla di 23 materie ed è solido per un'autonomia vera. A un anno dunque, con i rallentamenti dovuti a 2 legislature, il governatore veneto si aspetta di avere risposte in velocità. Ci aspettiamo celerità, i veneti sono abituati a fare le cose, sono pragmatici, hanno avuto il coraggio di fare un referendum, lo hanno vinto, ci siamo addirittura autoimposti il quorum, l'abbiamo sorpassato arrivando al 60% dell'affluenza alle urne, adesso si va avanti. Del resto questo cambiamento epocale non riguarderà solo il Veneto ma riguarda l'Italia intera perché tutte le comunità dovranno avere la loro autonomia. Il ministro Stefani ha definito quest'anniversario di un'importanza storica. La Regione Veneto ha fatto un lavoro enorme, e un lavoro al quale è seguito il lavoro della Lombardia e dell'Emilia Romagna. Io il punto della situazione lo ribadisco, noi abbiamo fatto i tavoli tecnici per il Veneto e la Lombardia, il Veneto ha già prodotto una bozza di intesa già agli inizi di ottobre, oggi ho ricevuto proprio così durante la conferenza stampa la bozza dell'intesa che ha redatto la Regione Lombardia. I tavoli tecnici per l'Emilia Romagna sono già cominciati. Quando il Veneto potrà vedere realizzato questo sogno? Io sono pronta, se fosse per me anche oggi. Il tempo, ci sono stati alcuni colleghi nel Consiglio dei Ministri che hanno richiesto di fare degli approfondimenti su alcune richieste di autonomia. E io sono sicura di dare delle risposte, tramite anche le stesse regioni, di poter dare delle risposte e quindi di fugare qualsiasi tipo di eventuali dubbi. Zaia si dice fiducioso. Io sono fiducioso sul piano politico perché i compagni di viaggio al governo, i pentastellati, i grillini, chiamateli come volete, si sono spesi per il referendum del Veneto a favore del sì e sono gli stessi che hanno firmato con noi un contratto di governo che prevede l'autonomia del Veneto, sono gli stessi che hanno votato con noi un DEF che prevede l'autonomia del Veneto e della Lombardia e di chi ne ha fatto richiesta. Questo sotto profilo politico, sotto profilo umano, mio nonno mi diceva sempre che solo i mone non cambiano idea, per cui c'è sempre tempo per migliorare. Intanto il ministro dell'Interno Salvini ha dichiarato che l'accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia andrà in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Ho sentito Luca Zaia questa mattina e sentirò Attilio Fontana, ha detto. Conto che arrivi in uno dei prossimi consigli il provvedimento attuativo sull'autonomia del Veneto, della Lombardia sicuramente e mi auguro anche dell'Emilia Romagna. Continuiamo ora con la cronaca, è stata ritrovata quando ormai le speranze erano ridotte davvero ad un lumicino, l'anziana scomparsa 6 giorni fa. Sentiamo. Io c'hai. Io dai, posso che trasferito.
tocca sì, si arriva a 7 ste. Si arriva. È stata ritrovata viva dopo 5 giorni Gianna Salviato, la 77enne scomparsa mercoledì scorso da Vetrego. Malata di Alzheimer, si era allontanata da casa calzando un paio di ciabatte e da allora sembrava svanita nel nulla. A scoprire il suo corpo, privo di sensi, un cacciatore che l'ha avvistata in un fossato nei pressi di via Malpaga a Mira. Immediatamente ha dato l'allarme, una squadra a piedi dei sommozzatori dei vigili del fuoco ha soccorso la signora, trovandola in condizioni di salute abbastanza buone. È stata portata con l'elicottero in ospedale, dove si sta lentamente riprendendo. Domani è il mio compleanno, ha commentato il marito tra le lacrime, non potevano farmi regalo più bello. Adesso non sei più sola signora, siamo qua. Prosegue la ricerca della verità sugli ultimi minuti di vita del bimbo annegato venerdì scorso in rione Pertini. La Procura di Venezia ha aperto un'indagine per omicidio colposo in seguito alla morte del bimbo di 4 anni, il cui corpo senza vita è stato ritrovato venerdì sera in un canale di rione Pertini. Al momento il fascicolo è privo di indagati. Nessuna traccia di violenza è stata riscontrata durante l'autopsia eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Padova. Al vaglio degli investigatori ci sono ora le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il percorso presumibilmente compiuto dal piccolo. Ancora sotto shock gli abitanti del quartiere che con la comunità protetta dove il bimbo alloggiava insieme alla madre hanno stretto negli anni un forte legame. Per il presidente del locale comitato, Giorgio Rocelli, la tragedia poteva essere evitata se si fosse realizzato il progetto ipotizzato dalle precedenti amministrazioni comunali insieme al consorzio di bonifica Dese Sile. Inserire a cavallo del scolmatore delle grosse piastrelle in modo tale da coprire completamente lo scolmatore. Sopra a queste piastrelle si costruiva anche una pista ciclabile. All'epoca, ricorda l'ex vice sindaco Sandro Simeonato, residente in quartiere Pertini, c'erano stati anche dei finanziamenti, ma poi il progetto è naufragato e si sono fatti interventi tampone. Una soluzione, anche provvisoria, chiosa Rocelli, andrebbe comunque messa in campo immediatamente. Credo che non sia una grossa spesa mettere delle reti che vadano su almeno per 2 metri, in modo tale che così mettiamo in sicurezza la zona. Un post della vice sindaco di Venezia Luciana Colle sulla sorella di Stefano Cucchi è diventato il caso politico del fine settimana ed il primo cittadino Luigi Brugnaro interviene a difesa della collega. Sentiamo. Il sindaco Luigi Brugnaro difende la sua vice Luciana Colle nella bufera per aver condiviso su Facebook un post pesantemente critico verso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Dovrebbe chiedere scusa alle famiglie dei ragazzi ai quali il fratello spacciava la droga, recita il pensiero rilanciato dalla vice sindaca, che precisa di aver espresso una propria opinione personale, slegata dal suo ruolo di amministratore. PD e lista Casson parlano di attacco vergognoso e promettono di portare la questione in consiglio comunale, ma il sindaco invita ad abbassare i toni. Lei mi pare che ha rilanciato un post dove dice che la sorella di Cucchi ha ricevuto le scuse dello Stato e dei carabinieri ufficiali. E poi dice sì, ma anche lei dovrebbe scusarsi perché il suo fratello spacciava. Io non so se il fratello spacciava, questo non lo so, però se spacciava il problema c'è, perché allora io penso ai genitori di quelli che compravano la droga dal fratello, non è che stiamo parlando di un santo. Allora, detto che le scuse erano ufficiali e doverose e la giustizia farà il suo corso, non vedo quale sia lo scandalo per una persona sul suo social esprime un libero pensiero, se no non siamo più neanche in libertà. Quello che è accaduto a Stefano Cucchi, riconosce la stessa Colle, è stata una nefandezza per la quale c'è chi deve e dovrà pagare. Ma mi sembra che si stia speculando quando una situazione, sia pure molto dolorosa e sofferta, sta finalmente per essere definita. Certo che c'è la problematica, adesso sta cosa mi sembra che andrebbe un pochettino smorzata, detto che la ragazza aveva ragione, la sorella di Cucchi ha ragione, lo dicono i processi, sembra adesso non è ancora arrivata la sentenza, ma mi sembra evidente, è stata picchiata, se è stato picchiato il ragazzo, è morto per quelle lesioni, c'è la magistratura a fare, ma noi non possiamo cercare la vendetta o lo sproloquio continuo e costante, ci sono anche non so, migliaia e migliaia di carabinieri, di poliziotti tutto il giorno sono sulla strada, magistrati che tutto il giorno fanno il loro lavoro, allora adesso io direi anche di abbassare i toni e ognuno rispetti il lavoro degli altri. Continuiamo con la cronaca, ladro colto con le mani nel sacco e arrestato dai carabinieri nella zona calda al confine tra Mestre e Marghera. 4
Si è introdotto nottetempo in un negozio etnico nella zona di via Cappuccina, ha rovvistato tra gli scaffali e se n'è andato dopo pochi minuti, portando via il fondocassa e alcuni importanti documenti. Il 27enne di origine rumena non aveva però fatto i conti con l'occhio vigile dei residenti del quartiere, uno dei quali ha notato i suoi movimenti e ha avvisato i carabinieri. In pochi istanti sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Mestre, che hanno rintracciato il ladro mentre camminava a passo spedito sulla rampa cavalcavia in direzione di Marghera. Il giovane senza fissa dimora ha provato allora a liberarsi del bottino gettandolo sui binari del treno, ma la refurtiva è stata recuperata e il malvivente arrestato. Ha passato la notte in cella di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Continua l'attività di contrasto dei reati predatori da parte della Polizia Locale di Venezia in centro storico. Obiettivo: catturare i borseggiatori. Sabato pomeriggio sul Ponte della Paglia sono stati arrestati 3 cittadini rumeni, 2 donne di 25 e 42 anni e un uomo di 24. Colti in flagranza, per loro l'accusa è di furto pluriaggravato in concorso e tentato furto pluriaggravato in concorso. Si sono accodati ad una donna coreana di 53 anni, riuscendo ad estrarre dalla giacca un costoso telefono cellulare. Poi hanno preso di mira una turista francese di 66 anni che faceva parte di un nutrito gruppo organizzato. Gli agenti sono intervenuti proprio mentre una delle 2 donne infilava la mano dentro la borsa di quest'ultima. Dichiarati in arresto, i 3 borseggiatori sono stati sottoposti a perquisizione, consentendo di rinvenire anche 1.685 euro. I risparmi degli italiani non sono di tutti, sente il bisogno di ricordarlo il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese dopo le ultime dichiarazioni del governo riguardo la sostenibilità del debito italiano. Già qualcuno in questo governo lo inizia a dire che noi siamo un paese sano perché abbiamo i risparmi, perché l'italiano è il maggiore risparmiatore al mondo. I risparmi sono degli italiani, i soldi miei non sono di tutti, i soldi suoi non sono di tutti. Il risparmio privato degli italiani non può fare da garanzia per un debito pubblico fuori controllo. Critica le recenti dichiarazioni del governo il presidente della Confindustria veneziana Vincenzo Marinese, che ha inaugurato in mattinata al Vega il nuovo atelier delle imprese, uno spazio di incontro e confronto tra imprenditori pensato per aiutare la messa in rete e l'internazionalizzazione delle aziende del territorio. Un miglior dialogo con l'estero, secondo Marinese, sarebbe auspicabile non solo per le imprese ma anche per il governo. Siamo poco avvezzi al dialogo e tanto avvezzi allo scontro, e invece se utilizzeremmo lo confronto magari l'Europa sarebbe un po' meno rigida nei nostri confronti, perché i conti sono conti e quando Moody's ci declassa per un fatto estremamente semplice, numerico. Invece del reddito di cittadinanza, sostiene il presidente degli industriali, dovremmo chiedere alla politica una forte riduzione del debito pubblico arrivato a livelli ormai insostenibili. A prescindere dalle imprese, oggi un cittadino troverà il suo mutuo, e sono sicuro che tanti di voi avranno un mutuo, che aumenterà, inevitabilmente aumenterà, e perciò il debito pubblico sta diventando un qualcosa che riguarda tutti noi. Sino a quando non lo facciamo capire, prima ancora da cittadini che da imprenditori, noi avremo un problema. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Attimi di tensione a Jesolo, dove a causa del vento un ponteggio è caduto a terra. Sentiamo. Impetuose raffiche di vento domenica hanno fatto ondeggiare, vacillare e poi schiantare a terra il ponteggio di un cantiere edile del Lido di Jesolo, in via dei Mille, a pochi metri dal faro e da un ristorante. È collassato su se stesso in un groviglio di tubi d'acciaio e lamiere, un boato assordante, quello provocato dopo l'impatto, che ha allarmato non poco i residenti. Essendo domenica il cantiere era chiuso, quindi non c'era nessuno all'interno, e così nel ristorante poco distante, che in quel momento non aveva ancora aperto, altrimenti il bilancio poteva essere drammatico. Il ponteggio, montato nelle scorse settimane per permettere la costruzione di nuovi residence, infatti era di notevoli dimensioni, circa 50 metri di lunghezza per almeno 10 di altezza. Sul posto sono intervenuti gli operai dell'impresa per la messa in sicurezza, mentre i vigili del fuoco controllavano le varie fasi di lavoro e la viabilità. Siamo allo sport, basket, e continua la scalata dell'Umana Reyer, che domenica ha vinto anche contro Pesaro.
L'Umana Reyer completa nel migliore dei modi il primo Reyer Day della stagione. Dopo la squadra femminile, anche i ragazzi di coach De Raffaele hanno vinto con una grande prestazione il confronto con Pesaro, mantenendo l'imbattibilità stagionale grazie al netto 97-62 finale. Ancora fuori Washington, gli Orogranata partono con Eins, Stone, Tonut, Day e Vidmar. Sono contento per questa vittoria, soprattutto perché siamo stati intensi e l'approccio è stato, l'impatto sulla partita che avevo chiesto ai ragazzi è stato determinante, e poi con tutti i giocatori che sono stati coinvolti hanno mantenuto l'intensità per tutti i 40 minuti, e quindi una prova dal punto di vista della mentalità importante adesso, che ci ha permesso anche di ruotare i giocatori in vista della partita di martedì. Domani partiamo, quindi una buona vittoria la mettiamo lì e pensiamo subito martedì, che sarà una partita molto impegnativa. Martedì alle 18:30 infatti gli Orogranata dovranno affrontare la sfida europea contro gli avversari della Repubblica Ceca. Dal basket al calcio è finito con un pareggio 1-1 il primo derby sulla panchina arancio-nero-verde per Walter Zenga, la guida del Venezia contro Hellas Verona. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20:10, si parlerà di contrattazione sociale e politiche per il territorio assieme ai due ospiti, Scottone, segretario pensionati CISL Belluno e Treviso, e Rofarè, segretario generale aggiunto CISL Belluno e Treviso. Subito dopo non perdete la trasmissione Ring, Autonomia, Incubo Manine. In apertura ci sarà l'intervista al ministro Erika Stefani, poi in studio Simonetta Rubinato, Partito Democratico, Francesco Pontelli, economista, Giampaolo Vallardi della Lega e Rudy Rofarè della CISL Belluno Treviso. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come sempre le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sulle nostre regioni sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile su tutti i settori. Al mattino il cielo si presenterà sereno e limpido ovunque. Qualche nube in più al pomeriggio, ma senza altre conseguenze. Non sono infatti attesi fenomeni particolarmente degni di nota. Temperature in ripresa, con minime tra 5 e 10 gradi. Valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione molto simile, con il cielo che risulterà sgombro da nubi al mattino, al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso dal pomeriggio, ma il tempo si manterrà asciutto e stabile ovunque. Temperature in lieve aumento, con minime tra 6 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sui settori alpini di confine, specie al mattino, anche con isolati fenomeni associati. Maggiori spazi soleggiati invece nella seconda parte della giornata. Temperature molto miti, con minime tra 4 e 5 gradi. Valori massimi compresi invece tra 20 e 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.